Ultima giornata del girone di andata di seconda categoria D, tutto pronto per il big match odierno, il derby giallo-blu tra Burlando e San Desiderio. I ragazzi di mister Bigliotti tra le mura amiche mantengono viva l'invidiabile statistica di 5 vittorie su 5 partite giocate. A cercare di insidiare i locali ci sarà il Sand, che anch'esso si esprime al meglio negli scontri casalinghi e sono alla disperata ricerca di 3 punti per mantenere vivo il sogno playoff. Pronti via e dopo una fase di studio lunga 14 minuti sono gli ospiti a prendere coraggio con il lungo cross di Poggi per Gilardi, che dalla fascia sinistra mette in mezzo, dove Gagliardi prova il colpo di testa, ma l'attaccante va troppo indietro con il busto e sparacchia alto. Le emozioni si susseguono una dietro l'altra e allora ecco i padroni di casa con Rebolini che innesca Calbi sul filo del fuorigioco. La bordata di destro del Nero Oro viene magistralmente domata dai guantoni di Chesi, che manda così in angolo. Arriviamo quindi al minuto 29. Dopo un bel fraseggio tra Traverso e Gagliardi, è proprio il numero 9 a provarci dalla lunga distanza e ad impegnare il navigato Ali Novi a una respinta in tuffo di altri tempi. Una manciata di secondi dopo è sempre la punta esterna a rendersi protagonista con questa incornata su cross di Gilardi, ma la palla non vuole proprio saperne di entrare. Gli ospiti non mollano e continuano ad attaccare anche su schemi complessi. Lunghissimo passaggio alto di Delia per Tommaso Gilardi che mette in mezzo. Gagliardi lascia l'onere del tiro a sorpresa a Traverso, ma la conclusione del centrocampista centrale si spegne oltre la linea di fondo. Prima di andare negli spogliatoi, i padroni di casa cercano il vantaggio con un corner teso di Barbera per la testa di Pietranera, che calibra male e si divora un'occasione ghiottissima. Poco dopo la difesa giallo-blu respinge male la punizione di Granara, Barbera ne approfitta con una volée, ma Chesi è davvero insuperabile. Con questa bella azione chiudiamo il primo tempo, ma grazie alle immagini e al montaggio del nostro Daniele Orlandi passiamo alla ripresa e più precisamente al 12° minuto. Conte si accenta dalla fascia destra e guardate qui cosa si inventa l'ala in nero oro, una fucilata dalla tre quarti campo che trafigge Chesi e che manda tutti i supporter in visibilio. 1-0, ma il match è ancora tutto da scrivere. Il Sander non ci sta ed ecco che una buona occasione potrebbe nascere da questa punizione dal limite battuta dal neoentrato Bisogni. La palla scavalca la barriera, ma Alinovi è un felino e con il suo incredibile tuffo blinda ancora una volta il risultato. Il Burlando vuole a tutti i costi questa vittoria e i buoni propositi si concretizzano al 33° minuto. Da punizione da zona defilata, Conte scodella nel mezzo dove Pietranera stacca imperioso di testa e insacca dove Chiesi non può proprio arrivare. Il San Desiderio prova a questo punto a realizzare almeno il gol della bandiera e lo fa con una rimessa di Delia che dà il là a Bisogni, ma l'incornata del numero 15 si stampa sulla traversa. Nulla da fare e match che si chiude per 2-0. Parlare di imbattibilità casalinga il 22 dicembre è davvero difficile, specialmente nell'accezione più pura di questo termine. Menzione speciale per il super portiere Ali Nove, classe 1968, protagonista in positivo di questo scontro.